Roberto Pelliconi, mentre ecco ora che scatta un australiano. Si tratta di Edward Salas. Lotta in testa fra due tedeschi, un occidentale e un orientale, mentre c'è il norvegese Pedersen, ecco con il 349 nelle prime posizioni. Abjusparov temibilissimo in caso di arrivo allo sprint. Purtroppo dovremo attendere la comunicazione ufficiale per sapere esattamente come sono andate le cose al termine dello sprint. Ecco Abjusparov con il Ung Chung Yam di Hong Kong. Ed eccoci sui due uomini di testa, il rappresentante della Germania occidentale, si tratta di Ludwig, ecco il rappresentante della Germania orientale, mentre il rappresentante della Germania occidentale è Bernd Gröne. Attenzione, Ludwig, uno dei favoriti all'attacco, Ludwig e Gröne. Ludwig, i tre della Germania orientale, Uwe Ampler, campione del mondo nell'86, Olaf Ludwig e Uwe Rabb. Olaf Ludwig all'attacco con il numero 169, eccolo qua, uno degli uomini di maggior spessore tecnico della formazione della Germania orientale. Attacco di due tedeschi nell'ordine Ludwig e Gröne. Dovremmo essere ormai a circa 4 chilometri dalla conclusione. Siamo al limite dei 18 minuti di questo giro finale, 18 minuti, il giro veniva coperto normalmente in 22 minuti. Un tedesco occidentale e un tedesco orientale, il numero 136 Gröne, tedesco occidentale, 169 Ludwig, un uomo strapronosticato, d'altronde tutti e tre i rappresentanti della Germania orientale facevano parte del pacchetto dei favoritissimi insieme ai tre sovietici e al francese Bezeux. In caso di arrivo allo sprint il più veloce dei nostri Fabrizio Bontempi. Attacco a sorpresa in un momento interlocutorio, in una fase ormai stanca, ripetiamo il percorso è facilissimo, ma è importante il chilometraggio, 196 chilometri. L'attacco sembra essere quello decisivo. Si danno regolarmente il cambio i due atleti tedeschi. Ripetiamo, siamo ormai in vista del traguardo. All'improvviso l'attacco di Ampler e di Gröne al termine di un'Olimpiade condotta a grande andatura, a 43 di media su un percorso per passisti veloci, su una distanza impegnativa per i dilettanti, ripetiamo 196 km 800. Ecco l'unico dato importante, l'unico dato per fare selezione, il chilometraggio, non certo le salite paragonabili a dei cavalcavie, erano state presentate con un'altimetria fasulla, sembravano dei veri e propri picchi. In effetti si tratta di strappi di 300-400 metri con una pendenza media del 5%. Reazione del gruppo, scatti e controscatti, nessuno però prende decisamente l'iniziativa. Ricordiamo che le riprese sono effettuate dagli operatori belgi, le riprese in movimento dagli operatori belgi, mentre il regista della trasmissione è l'olandese Martin Lindberg. In
incominciano a rallentare però i due uomini al comando, incominciano a voltarsi, a guardare, forse a temersi, ed ecco che gli inseguitori stanno guadagnando terreno. Ecco, siamo ormai in vista del traguardo, hanno controllato la situazione, Ampler riparte e vince. Ludwig ha vinto, medaglia d'oro per Ludwig, medaglia d'argento per Gröne nello sprint conclusivo. Successo del tedesco orientale Ludwig, medaglia d'oro per Ludwig, medaglia d'argento per Gröne, ed ecco lo sprint per il terzo posto, ed è un altro tedesco che si impone. La medaglia di bronzo va al tedesco occidentale Enn, quindi dominio degli atleti tedeschi con Ludwig medaglia d'oro, Gröne medaglia d'argento e Enn medaglia di bronzo.